Pellegrino, Mariolo, cioè palla ancora il giovane giocatore Atletico Monreale, si torna dietro da Pillitteri. Anitra, sempre uno dei più attivi, lotta con Terranova, riesce ad avere anche la misura in ballo. Anitra ancora sul sinistro, poi col tacco geniale e non può sbagliare, uno come lui. Il vantaggio da parte di Atletico Monreale con Francesco Pillitteri, che non può mai sbagliare un cioccolatino del genere. Qui palla incredibile da parte di Anitra, che con il tacco un po' alla Guti, un po' alla Kvaratskhelia, un po', insomma, fate voi, dicete voi chi paragonarlo. Fa un gol sensazionale, ma soprattutto è l'assist da segnalare, questo gol incredibile da parte di Atletico Monreale, che si porta in vantaggio sul risultato di 1-0, ma la partita è ancora lunghissima. Tanto Riccobono, che è subentrato a Terranova, che forse qui ha peccato un po' d'esperienza. Mariolo nel frattempo mette tutti d'accordo, lui che è uno dei baluardi di questa formazione, che ricordiamo il prossimo anno giocherà il campionato di C1. Nel frattempo rimane a terra Anitra. Speriamo che non sia chiaramente nulla di grave per lui. Lui che ha iniziato molto bene la sua partita, tanti sprazzi di tecnica, ma l'abbiamo visto confezionare un assist fuori dal comune con quel tacco che ha messo il proprio compagno nelle condizioni di trovare poi una facilissima rete. Il gol di Pillitteri comunque rimane un bel gol, ma soprattutto per la grande azione da parte della squadra ospite, che oggi si trova in un bivio importante, perché le vittorie sono 4/4, secondo posto, però non c'è il primo, nonostante le 4 vittorie. Meglio di così non avrebbe potuto fare chiaramente, ma bisogna andare a vedere chi è la prima in classifica, che sono i cugini del 3M Lupi e il 3M Calcio a 5, che invece con 4 vittorie su 4 si porta avanti per la differenza reti, che è veramente incredibile, essendo anche non soltanto il miglior attacco, ma anche la miglior difesa proprio come il 3M Lupi, perché le due formazioni cugine infatti hanno subito soltanto 11 gol in 4 partite. Insomma, per gli amanti delle statistiche sembrerebbe essere finiti qui questi dati, ma non è così, perché oggi alle ore 22 l'importantissimo match. Tanto ritorniamo sull'azione con Pellegrino, che saltano. Pellegrino cerca il secondo palo, poi viene chiuso da quest'ottimo intervento da parte di Riccobono sulla linea. Salvaggio, rischia un poco, Riccobono, può ripartire il 3M Lupi. Ecco Girgenti che prova con il tacco a portarsela avanti, lui che oggi indossa la fascia da capitano, che mister Zapparata sta cercando un po' di farla giocare, di farla passare tra tutti i componenti della squadra. Questo è un po' un grande metodo per anche creare dell'attaccamento con la maglia, e Girgenti oggi è il capitano di questa squadra. Scorsa partita era Filippo Quartararo già assente. Tanto Salvaggio può attaccare la porta, calcio adesso Toni Costanzo, così sporca anche i guantoni. La prima parata del portiere ex Palermo Calcio a 5 è questa, su questa conclusione da parte di Salvaggio, che era volato sulla fascia destra, ha cercato di batterlo sul primo palo, ma un portiere come Toni Costanzo non è facile da battere. Tanto lo schema, Scalavino guarda la porta con la punta, e questa è una buona palla a parte di Francesco Scalavino, che però non trova la porta. Ma sappiamo come Scalavino abbia bisogno di qualche minuto prima di accendersi definitivamente. L'ho fatto praticamente nelle ultime 2 partite, ma sappiamo quanto sia fondamentale un giocatore come lui, con la sua tecnica, soprattutto nel secondo tempo, quando le squadre sono molto stanche. Lui riesce a esplodere con tutta la sua classe. Nel frattempo rimessa laterale con Di Girolamo che entra in campo al posto di Girgenti, una staffetta classica di Girolamo, che nella scorsa partita contro il Real Sicilia è stato uno dei migliori in campo, lo ricordiamo, con un grandissimo mancino sotto l'incrocio dei pali dopo una bellissima finta. Poi per lui anche una brutta botta in realtà, in un contrasto con il giocatore del Real Sicilia, ma tutto ok fortunatamente. Scalavino rischia un po', poi Scalavino ancora, lotta da dietro anche con la numero 4 Salvatore Mercurio, che subisce anche il fallo. Dunque sarà calcio di punizione per l'Atletico Monreale, con Pellegrino che va a battere, e il mister chiama anche il cambio per Pellegrino. Ma nel frattempo c'è qualche cosa, perché vediamo Matteo Lupo che dice qualcosa al giovane compagno, che andrà con lo schema. Lupo, ancora Pellegrino, può allargare il gioco. Mariolo guarda la porta con la punta, cerca la potenza, cerca di trovare anche il primo palo, ma non è fortunato Mariolo. Si riparte dunque
con Tripoli, che oggi è il primo portiere del 3M Lupi. Non c'è Quartararo. Panchina sempre per Ponish. Riccobono sbaglia il passaggio. Anitra. Le finte con Di Girolamo, poi lotta anche Ferdico. Poi le finte di Mariolo. Ecco Lupo, allarga il gioco, adesso la controlla, poi calcia con potenza sul primo palo, ci ha tentato Mercurio, ma trova un attentissimo triplo, anche lui come Toni Costanzo, ex Palermo calcia a 5. Anitra, col sinistro al secondo palo, ha cercato il Taversone, ma Riccobono riesce a respingere il pallone, poi Scalavino, ecco la sua velocità, Scalavino, e poi Mariolo. E credo che vedremo questo scontro più volte all'interno della partita, perché Scalavino è un giocatore che è molto abile nel dribbling, d'altra parte Mariolo invece è un giocatore che tende forse a concedere qualche metro, ma perché sa benissimo che li può andare a prendere tutti con la sua velocità, oltre che il fisico. Scalavino si rinnova il duello con Mariolo, poi l'aggancio di Ferdico, era buona qui la sua intenzione, poi viene fermato, si riparte con l'ottimo dribbling da parte di Anitra, uno dei più interessanti del Atletico Monreale. Il dribbling è tentato questa volta su Ferdico, che però non fa passare il pallone. Questo è un duello che probabilmente vedremo su questa fascia sinistra, quindi non soltanto Scalavino contro Mariolo, ma credo che anche Anitra contro Ferdico sia uno schema che vedremo più volte all'interno di questa partita. Mariolo intanto con il tacco, quasi a voler eludere tutti. Ecco Anitra col sinistro, cerca di trovare forse un no look, se abbiamo visto bene, ma il pallone questa volta è stato lanciato male. Ferdico per Riccobono, controlla con la sua, Scalavino, ecco qui tutta la sua tecnica con un sombrero, con un pallone che stava arrivando, insomma veramente una tecnica sublime quella del giocatore delle 3M Lupi. Il pallone però termina fuori, dunque giocata alla fine effimera, ma rimane comunque una grande giocata. Mercurio, ecco Mariolo, poi Mariolo qui tenta, poi si chiede una rimessa laterale. Il Torigara non è propriamente d'accordo con i giocatori in campo. Mercurio, sempre Lupo, cerca centrali compagni, sbaglia tutto, Scalavino, esce la pressione sempre di Lupo, mi si appoggia dietro, Ferdico, che può puntare, cambia tutto e sbaglia perché scivola, Anitra, può puntare alla porta, Anitra col sinistro, cerca i compagni al centro, Riccobono, mette tutti d'accordo, poi Di Girolamo si complica un po' la vita, casca giù, calcio di punizione, piccolo break. Risultato quindi che al momento sta sorridendo la squadra dell'Atletico Monreale con il gol firmato da Pillitteri, ma su una magia pura da parte di Anitra, che è decisamente il migliore in campo al momento in questi primi 10 minuti della partita. Intanto Scalavino, Vorelle, Boga in mezzo a 3 maglie bianche. Scalavino si complica troppo forse la vita, poi può ripartire con Anitra, vuole il sinistro, vuole saltare tutti, ma non Ferdico che ancora una volta lo ferma, ma grande partita per lui. Poi può puntare Mariolo, Di Girolamo, e becca anche il palo, forse esterno, poi Toni Costanzo dice di averla toccata, quindi sarà calcio d'angolo. Questa insolita maglia numero 11 per Toni Costanzo, l'abbiamo sempre visto con altri numeri, oggi con la numero 11, ma sta valendo anche questa maglia chiaramente. Sarà quindi calcio d'angolo con Scalavino che chiama lo schema. Riccobono, guarda la porta, ci prova, prende sul polpaccio però Anitra. Ferdico, allo spazio anche lui, esce Lupo, poi ritorna indietro. Ferdico, centra, le pallone molto rischioso, Scalavino però lo incolla al piede. Sempre Ferdico, ancora una volta Scalavino che cerca la sua posizione di compagno, poi si gira allo spazio, Di Girolamo controlla col destro, scarica col sinistro, Scalavino allo spazio, vuole cercare, poi si ferma con la suola, lotta ancora Lupo, ma sempre Scalavino in mezzo a due, ma ha chiesto veramente un po' troppo alla sua tecnica. Nel frattempo gioco di prestigio, poi Di Girolamo in vantaggio, può calciare adesso, ci prova, deviazione, rimessa laterale, ancora una volta 3M Lupi in zona offensiva, stanno cercando di attaccare i giocatori di mister Zapparate, tanto Scalavino con la punta ad anticipare anche la nostra voce, perché stavamo commentando l'azione precedente, ma lui ha deciso di calciare subito verso la porta, tentativo di trovare il gol del pareggio che non arriva, ma ancora una volta Scalavino è sempre uno dei più pericolosi.
Palla in mezzo. Dove è in campo Pillitteri. Anitra sbaglia qui il suo aggancio e appoggio verso dietro. Si riparte dunque in fase difensiva con la velocità. Delisi cerca la conclusione da fuori, trova però la gamba di un suo oppositore, dunque rimessa laterale con Ricco Bono. La controlla Ferdico di Girolamo, la controlla ancora di Girolamo, poi Toni Costanzo. Esce sempre molto puntuale il portiere. Buona qui la finta. Pillitteri per Lupo. Ecco Anitra, la sua posizione di Lupo perfetta, puntuale, palla ancora su Anitra in Tripoli, perfetto in uscita, ma c'era anche Ricco Bono comunque pronto a negare la diagonale. Ferdico sbaglia qui l'aggancio, però subisce fallo, poi incredulo Lupo. Effettivamente il tocco c'è stato, forse un po' leggero, ma il direttore di gara ha punito sicuramente il contatto. Sarà quindi calcio di punizione con Ricco Bono che si trova sul punto di battuta, ma facciamo un po' fatica a credere che possa calciare da quella distanza, è veramente molto complicato. Delisi. Ricco Bono. Di Girolamo sbaglia il tocco, intercetta Pillitteri e poi si riparte da dietro con il pallone di Mercurio per Lupo. Lo scambiano adesso i due. Anitra può puntare la porta, cerca il compagno al secondo palo, poi ancora Anitra che aveva ricevuto un assist da parte del suo avversario. Poi Lupo, si ritorna da Anitra, palla centrale per Mercurio, riparte il 3 Melopi con Ricco Bono che cerca un servizio su Di Girolamo, ma l'ottima copertura difensiva da parte di Mercurio che sta correndo veramente tantissimo in questi primi minuti della partita, in questa prima frazione di match. Delisi si ferma, vede che c'è Ricco Bono messo meglio, poi cerca centralmente l'imbucata per servire Ferdico che però non aggancia il pallone, ma sta giocando comunque una buonissima partita. Forse qualche errore negli agganci che assolutamente è una cosa che non si sbaglia. Poi dal punto di vista della corsa, anche della tecnica, tante belle giocate per lui. Delisi si appoggia adesso, ecco Ferdico, rientra e sbaglia, può puntare Anitra contro Tripoli, Anitra! E poi Tripoli con il petto addirittura dovrebbe averla toccata il portiere ex Palermo Calcio a 5 che salva tutto. Dunque il risultato che rimane di 1-0, arrivano anche i complimenti da parte del suo avversario Toni Costanzo. I due si sono incontrati anche nel Palermo Calcio a 5, ricordiamo. Intanto cerca la conclusione da fuori Pillitteri, viene intercettata di Girolamo, può ripartire, c'è Delisi di Girolamo, Delisi riceve la palla, la controlla con la sola Delisi e poi Toni Costanzo fa un miracolo assoluto, può ripartire adesso l'Atletico Monreale, è un 2 contro 2, però il gioco si ferma per sportività da parte dei giocatori ospiti che si sono fermati vista la botta ricevuta nei confronti di Delisi, che adesso si rialza con una pacca anche da parte di Toni Costanzo. Piccolo break, mister Zapparata ne approfitta per parlare con i suoi ragazzi. C'è Girgenti che si sta infatti riscaldando. Ricco Bono batterà rimessa laterale, ma chiaramente restituirà il pallone, che infatti termina e ritorna dalle parti dei giocatori biancorossi con Mercurio che allarga su Pillitteri. Adesso c'è Lupo che sbaglia il tocco perché Anitra la tocca, ma il pallone era già terminato in out, dunque rimessa laterale per il 3 Melupi che batte rapidamente con Ricco Bono e Delisi, si scambiano il pallone. Ecco Scalavino che è rientrato in campo, mancata la sua tecnica. Ricco Bono cambia tutto, Di Girolamo da Scalavino, palla molto rischiosa, Scalavino al secondo palo e Di Girolamo spunta perfettamente con il gol del pareggio, ma ancora una volta magia assoluta di Scalavino che quando ha il pallone cerca sempre il secondo palo, non cerca mai la gloria personale, e infatti arriva anche l'inserimento perfetto di Di Girolamo che con il destro non è il suo piede, ma va bene lo stesso perché fa 1-1 ormai poco dopo il 15° minuto della ripresa, infatti circa al 18° minuto della partita, con il pareggio che arriva su una magia del solito Scalavino che, se avessimo anche una classifica degli assist sotto quella dei capocannonieri, probabilmente sarebbe in cima alla classifica. Il vero intanto Pellegrino
Mercurio, vedete, cercato il passaggio sul compagno che non riesce a passare. Poi Riccobono dopo il tacco di Scalavino. Riccobono si è andato un po' a chiudere contro due maglie biancorosse. Pellegrino, Costanzo rischia perché Riccobono lo pressa altissimo. Poi anche forse un pestone. Ma... Di Girolamo. Delisi con il destro. Viene beccato in pieno, poi con la testa ancora di Girolamo 2 volte. E poi Delisi si oppone Pellegrino. Scalavino cerca il passaggio. Poi Delisi al secondo palo. Di Girolamo, quarta volta Di Girolamo. Di Girolamo! Ed è doppietta per l'attaccante che non sbaglia 2 occasioni per segnare. Non ne sbaglia nemmeno una. Ancora una volta servito perfettamente dai compagni. Questa volta è stato Delisi a confezionare un cioccolatino per l'esperto attaccante del Tremelupi, che fa quindi doppietta personale. E qui mister Zapparta è molto contento del suo attaccante perché ha avuto 2 occasioni e 2 volte ha trovato il gol. E questa anche forse per dare un po' di continuità dopo la grande partita contro il Real Sicilia, dove però non è riuscita comunque a vincere la squadra di casa. Ma Di Girolamo ha comunque trovato una grande prestazione in quel match. Mariolo intanto rientrato in campo il 5, lui che solitamente è uno dei giocatori che può fare la differenza. Il tunnel intanto di Anitra, poi la tocca Pellitteri. Pellegrino, le finte col sinistro, potrebbe calciare, poi la lascia dietro. Pellitteri, col sinistro calcia anche lui. Riccobono si immola e devia il pallone. Dunque, calcio d'angolo, partita bellissima adesso. Mariolo ci pensa un attimo, si torna da Pellegrino che guarda la porta e tenta addirittura di battere Tripoli da una distanza abbastanza complicata, ma col suo mancino può fare tante cose. Poi scivola Mariolo. E già non è la prima volta però che scivolano i ragazzi oggi in campo. Pellegrino sul sinistro, cerca il secondo palo. Ancora una volta Riccobono, può ripartire Di Girolamo. C'è l'altra parte però Delisi, vediamo se lo serve adesso Di Girolamo per Delisi che può rientrare. Delisi, ancora una volta Toni Costanzo, perfetto in uscita. Non sbaglia praticamente mai su queste situazioni l'esperto portiere dell'Atletico Monreale. Poi cerca la conclusione da fuori, può ripartire Anitra, che si allaga sul sinistro, diagonale velenoso ma che però non termina dalle parti di Tripoli. Ci sono anche dei cambi. 1, 2. Entra in campo Salvaggio ma anche Girgenti. Sì, aiutiamolo. Bravo. Salvaggio cerca il passaggio di ritorno per Girgenti. Due avevano tentato di creare subito un'azione senza però riuscirci. Mariolo, Pellegrino, le finte, Mariolo. Poi Pellitteri viene bloccato da Girgenti, può attaccare la porta. Girgenti si ferma con la suola, forse perde qualche tempo di gioco. Mariolo però fa una buonissima chiusura in fase difensiva, non concedendo praticamente nulla. Si torna dietro, Riccobono con la suola. Scalavino, sempre tanto spazio per lui che cambia gioco, vede dall'altra parte Girgenti che poi cerca un'imbucata che però non è fortunata. Dunque pallone in rimessa laterale, sempre zona offensiva dunque per il Tremelupi. Saliamo. Poi Scalavino qui con Anitra che è sempre molto attivo, conquista il pallone. Mariolo, Pellegrino porta un po' avanti il pallone. Anitra cambia tutto rischiando però questo pallone. Poi le finte da parte di Pellitteri che riesce anche a passare ma subisce fallo perché Salvaggio interviene in maniera irregolare. Dunque calcio di punizione per la formazione biancorossa che batte rapidamente con Mariolo. Le finte di Anitra, palla di ritorno, ancora Anitra con le finte sul destro, poi cerca il sinistro con la punta e Scalavino, poi una ruletta, casca anche giù, ma perché scivola? Si chiede anche un calcio di punizione che però non viene ravvisato da parte del direttore di gara. Si continua dunque con l'imessa laterale. Mariolo carica il destro, ci prova, ci pensa adesso e poi Tripoli non riesce a trattenere la potenza di Mariolo che quindi firma il gol del pareggio. 2-2 da fuori. Mariolo colpisce. Tripoli questa volta è stato forse
un po' sfortunato, non ha visto partire probabilmente questo pallone forte da parte del centrale dell'Atletico Monreale, che aveva calciato, forse non in maniera molto pulita, però comunque in maniera molto forte. Di conseguenza buca le mani a Tripoli, che ha forse qualcosina da farsi perdonare, però prima aveva comunque compiuto diverse parate importanti, dunque credo che anche mister Zapparata possa perdonare il suo portiere. Girgenti intanto, il capitano di oggi, Ricco Bono. Scalavino, le finte con l'esterno, cerca e trova Girgenti che può puntare, doppio passo su Mariolo, ancora Girgenti sul sinistro, Mariolo la tocca, gliela sporca, poi si va dall'altra parte, sempre Girgenti, la difende, vorrebbe calciare ma non riesce, Salvaggio, guarda la porta, con la punta ci prova, prende Pellegrino, poi ripartire poi in velocità Anitra. E ancora una volta Salvaggio che cerca il secondo palo, Mariolo ancora una volta si trova puntualizio, poi Ricco Bono scontro con Anitra. Di sotto i nostri schermi intanto Litteri, autore del gol dello 0-1, Mariolo. Pellegrino col sinistro, chiude Salvaggio, poi Anitra, guarda la porta sul destro, Anitra ancora sul primo palo, cercato dal funambolo dell'Atletico Monreale, che però non trova la via del gol. Ha trovato un gran bell'assist con il tacco, ma nessun gol. Intanto sbaglia Ricco Bono il retropassaggio difensivo, si aspettava forse un movimento da parte dei compagni che non arriva. Intanto c'è Anitra molto libero, viene infatti cercato dai compagni, ma poca precisione questa volta da parte di Pellegrino. Girgenti, Scalavino, palla giusta, ma Salvaggio non si era staccato con i tempi giusti. Dunque rimessa tra le con Pellitteri che si appoggia come sempre dal baluardo difensivo Mariolo. Pellegrino, Pellitteri, sempre Pellegrino, si ritorna dietro, dunque giro palla difensivo per l'Atletico Monreale con Anitra che invece va giù, Mariolo invece su, Mariolo cerca il passare di ritorno, non riesce a passare, 2 contro 1 con Ricco Bono che serve Girgenti e poi Pellitteri in recupero difensivo, si prende anche gli applausi e i complimenti da parte di Toni Costanzo. Poi intanto Ricco Bono lasciato solissimo quasi al centro della di rigore, spara però in orbita, dunque pallone sprecato per il difensore centrale che ha rilevato nelle posizioni. Tanto finisce qui anche il primo tempo, risultato di 2-2, partita molto bella, vivace, aperta praticamente a tutti i risultati, così come può indicare il nostro risultato. Nel frattempo noi vi salutiamo, ma ci vediamo per il secondo tempo, perché solo sui canali sportivi il secondo tempo della partita tra 3M Lupi e Atletico Monreale.